Qual è l'importanza del basket femminile? Allora, come l'importanza è quella che hanno un po' tutti gli sport femminili, diciamo con una cosa in più, perché il basket è uno sport di contatto e quindi è un po' al di fuori dei normali cliché degli sport femminili in generale. Ha un'importanza quindi educativa, ripeto, un po' come tutti gli sport, ma con qualcosa in più perché deve costringere le ragazze a uscire dagli schemi soliti. Poi il basket in sé è uno sport molto veloce, quindi costringe tutti gli atleti, e gli atlete nel nostro caso, a prendere decisioni rapidamente in campo. Questo credo che sia poi un aiuto anche nella vita, perché nel momento in cui ci sono decisioni da prendere, forse avendo avuto delle esperienze in campo si prendono più rapidamente e speriamo anche in maniera più giusta. Chiaramente c'è tutto un processo di costruzione valoriale anche alla base diciamo del percorso che un atleta fa all'interno del basket femminile. Noi a Conegliano stiamo cercando di spingere molto su questa cosa, quindi sull'inclusività, diciamo sulla disciplina, sull'ordine, sul rispetto delle regole e direi sul rispetto in generale di tutte le persone, ma non solo delle persone, insomma, che ci sia una regola che aiuti le ragazze a diventare parte attiva della comunità nel rispetto delle regole. Ecco, questo è un po' il progetto. Poi è chiaro che da un punto di vista sportivo stiamo cercando di spingere in avanti, stiamo lavorando molto bene con la prima squadra, l'anno scorso siamo arrivati seconde nel campionato di Serie B, quest'anno ripartiamo ancora più agguerrite, nel settore giovanile stiamo cercando di costruire diciamo una struttura che possa far crescere tutte le ragazze, ormai sono un centinaio circa di tesserate, insomma ci crediamo, è un bel progetto e speriamo che i risultati ci diano ragione anche nel breve termine.